risultato Un'esplosione. che sì, che non è sempre questo il, come dire, no? Il risultato, ma è un risultato che talvolta fa così, quindi altalenante. Per cui un prodotto che una volta magari è una moda, l'anno dopo non è più una moda, quindi se prima era qui, poi l'anno dopo è lì, Certo. e viceversa, capisci le Una volta cose. sentivo una frase, Marco, che per un pizzaiolo la farina è il secondo amore. Ma forse per Forse alcuni il anche il primo. primo. Forse fanno più in fretta a cambiare la moglie che non la farina. Se tu potessi parlare con il Marco che ha appena cominciato questo percorso, Sì. cosa gli diresti? Ma secondo me lui ti dice no perché poi lo deve gestire. Un'altra patata bollente. Vabbè, noi già abbiamo iniziato così. Questo è l'inizio del podcast. Sì, ma già almeno sì, no? Rompiamo, L'atmosfera è molto, bella. rompiamo il ghiaccio con le cose, dando da fare alle altre persone stavolta. Visto? È bello così. Allora Marco, come è iniziata sta giornata? Ma come tutte le giornate abbastanza al telefono, già alle 8 di mattino, anzi, a che ora eravamo al telefono? 7:12, già al telefono alle 7:12, quindi come sempre con la quinta inserita, non la prima, la quinta. La quinta? Sì. Cioè, a che ora ti alzi la mattina solitamente? Ma com'è possibile che tanti di loro guardano i nostri video e non sono iscritti al canale? Cioè, non sono iscritti al canale, non ci seguono su Instagram. Cosa sbagliamo? Non lo so, guardano, mettono mi piace, non lo so. Ragazzi, comunque, iscrivetevi al canale e seguiteci su Instagram. A noi dareste veramente una grande mano d'aiuto. Dipende da quando mi vado a coricare, cioè nel senso, se vado presto anche alle 5:30, 6, se faccio tardi e sono stanco io ho sempre bisogno di 7 ore di sonno, quindi dipende. Se dovessi andare all'1 a letto, anche perché se sono fuori per cenare con clienti e poi può essere mi sveglio anche alle 8, però alla fine mi faccio sempre le mie 15 ore di lavoro, cioè nel senso è sempre lì. Anche perché durante la giornata è impegnativo, dunque devi avere una certa lucidità. Assolutamente, cioè quello è fondamentale, perché se non ho la lucidità è un disastro, perché non riesco a fare quello che devo fare come lo voglio fare. Esatto, no, è importante questa cosa, ce la dicono un po' tutti gli ospiti di 4Talks. Intanto partiamo un pochino dalla presentazione. Sì. Allora, qui tu sei Marco Riggi. Io sono Marco Riggi. Giusto? Ci vuoi raccontare tu la storia dell'azienda? Sono il primogenito di 2 figli, l'altro mio fratello è Alessandro, e veniamo da una famiglia di mugnai che da 3 generazioni fanno farina con grani siciliani, quindi abbiamo valorizzato un po' il territorio siciliano con i nostri grani duri, teneri, macinati a cilindri, macinati a pietra, sfumandoli in tante variabili di prodotto. Diciamo sicuramente la farina, primis fra tutte, e poi la pasta, la secca, poi la fresca, poi abbiamo fatto una linea di liquori, e, insomma, abbiamo anche altre cose in cantiere, ma per adesso dobbiamo bene cuocere ciò che abbiamo in pentola, che è parecchio. Certo, non penso che sia, diciamo, così facile gestire l'azienda, no? Non è facile, come tutte le cose, come tutte le famiglie, ci sono delle situazioni da gestire sempre nel bene e nel male, con attenzione e con riguardo, quindi ogni azienda ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, e ti devi focalizzare sui punti di debolezza, sapendo che hai dei punti di forza. Infatti ti ho chiesto un po' una presentazione, perché comunque magari gli ospiti di 4Talks che ci ascoltano non sanno giustamente dove siamo, con chi stiamo parlando. Certo. Però diciamo che io avevo molto sentito parlare di voi, era capitato appunto che non dicevo che ero venuto ospite da voi, e insomma mi ha colpito molto la filosofia dell'azienda. Sì. Cioè, c'è questa storia di tornare ai grani antichi siciliani, che appunto grani antichi, ma l'azienda ha già una sua storia, no? Cioè, Sì. quando è stata fondata l'azienda? L'azienda è stata fondata nel 1955 da Calogero Riggi, che era mio nonno, io porto anche il nome suo, e poi insomma è stata continuata da mio padre, che gli ha dato uno spunto di sviluppo, soprattutto legato al grano, poiché Caltanissetta è una città centrale, è la città più centrale della Sicilia, diciamo, insieme a Enna.
tenete conto Sì, che come collegamenti teniamo anche. conto per chi ci ascolta che Villarosa è l'epicentro della Sicilia e Villarosa è a 20 20 km, minuti da 20 qui. minuti insomma da qui, quindi se prendi un compasso e lo metti a Villarosa nella cartina è esattamente l'epicentro della Sicilia, per cui Comunque è una forza commerciale che ad oggi vi ritrovate. forza commerciale, ma poi storica, perché il granaio dei Romani veniva chiamato così perché i Romani vollero la Sicilia in quanto la Sicilia produceva tanto grano e il grano serviva per pagare i legionari insieme al sale. Quindi salario si chiama così perché venivano pagati con il sale e con il frumento. Per cui la storia narra diciamo, del fatto che ogni paese in Sicilia avesse il proprio mulino e il proprio mulino macinasse il grano del proprio paese e sfamava le persone del paese, del luogo. Quindi all'epoca non si mangiava carne, si mangiava principalmente cereale, il cereale veniva molito nei mulini e ogni, diciamo, virdaneddu, detto in siciliano, portava la sua bisaccia di frumento con il mulo arrivava, il cavallo, chi era più, diciamo, benestante aveva il cavallo, chi era meno benestante aveva il mulo, Certo. con la bisaccia arrivava davanti al mulino, legava l'asino il cavallo, scendeva il grano con la bisaccia e si portava indietro la farina e il molino guadagnava dalla resa, quindi della macinazione tra grano e farina. Io ho un po' di curiosità su una cosa, Marco. Se riesco a farmi il conto, tu sei la terza generazione. Sì. La terza generazione. Ma com'è stato il passaggio, diciamo, sulla produzione, l'evoluzione aziendale dalla prima, seconda e terza generazione che ora siete tu e tuo fratello? Ma allora, il passaggio aziendale è stato quello legato sicuramente all'apertura del primo mulino, che era prima in via Filippo Paladini, poi è stato spostato in via Borremans e poi via Borremans 56, poi in ultima in via Borremans 116 dove ci troviamo adesso. Prima nasceva sotto forma di una società che mio nonno aveva con un'altra persona, poi ha rilevato le quote, ha spostato il mulino e da via Paladini in via Borremans 56 ed in ultimo con mio padre poi hanno comprato questo terreno, questo appezzamento di terra dove oggi sorge l'opificio industriale esattamente al 116 che poi è all'uscita di Caltanissetta, la prima azienda che tu incontri entrando a Caltanissetta, montando macchine comprate di seconda mano, comprate da altri mulini, comprate a Padova perché poi all'epoca È fondamentalmente stata una crescita progressiva, no? Sì, E sì. credere in azienda è la cosa principale. Credere in Esatto, un'azienda. fondamentalmente sì. Poi quello che mio padre ha avuto come intuizione è stato quello di creare un impianto di stoccaggio, quindi che poteva diciamo stoccare grandi quantità di grano di massa, perché d'estate chiaramente si raccoglie il grano e quindi grandi quantità di frumento dovevano essere stoccate. All'inizio non c'erano i silos, quindi si stoccava per terra, si facevano dei muri di sacchi e quindi praticamente il grano veniva contenuto da questi muri di sacchi, eccetera, quindi però stando all'esterno il grano prendeva umidità. E poi quindi comunque l'umidità non è molto molto bella per un cereale perché può creare muffe e quant'altro, anche se comunque d'estate questo non c'è come problema. Il problema è poi d'inverno, se tu non lo stocchi in un luogo riparato d'inverno e lo lasci lì è chiaro che potrebbe essere un problema. Con i silos questo non si pone perché tu prepulisci il frumento, lo stocchi e poi prima di macinarlo lo pulisci e poi vai in macinazione, quindi questa è una fase del processo, sono delle Vabbè, questa fasi è del l'evoluzione processo. tecnologica. È l'evoluzione, Un po' di diciamo, cultura. diciamo questo è il processo di un normale mulino fondamentalmente. Poi nel tempo abbiamo legato, diciamo, al mulino a cilindri l'attività dei mulini a pietra, che poi la mulino a pietra era l'attività prima ancora del mulino a cilindri, cioè del Dunque, 1700. allora, scusami Marco se ti interrompo. Sì. Allora, prima, diciamo, tuo nonno, prima generazione, era la macina a pietra, poi Sì. si è passata a macina a cilindri Esattamente. e voi siete tornati alla macina a pietra. Esattamente, perché poi c'è stato un momento in cui le macine a pietra venivano tolte perché furono, come dire, stigmatizzate dal sistema industriale dicendo no, non è diciamo Efficiente a livello no, oltre che produttivo. efficiente c'era un tema legato alla pulizia, quindi al fatto che il grano non venisse pulito bene, macinato bene, quindi attraverso la molitura a pietra si produceva un prodotto artigianale, però poteva essere considerato non sicuro da un punto di vista alimentare e quindi invece il processo industriale ci ha portato a farci credere che in realtà la farina macinata a cilindri è una farina migliore, più salubre. È vero da questo punto di vista, ma noi siamo ritornati anche a produrre farina macinata a pietra con moderni processi industriali, quindi utilizzando le antiche tecniche ma collegandole diciamo, alle nuove tecniche di prepulitura, di politura legate al mulino a cilindri. Quindi tornando all'antico con un processo moderno tu puoi garantire salubrità ma con una tradizione che non c'è oggi nell'industria. Tu poco fa hai parlato di imperfezioni sulla macina a pietra, no? Sì.
Però secondo me là con la macina a cilindri, parlo da ignorante, Sì. correggimi se sbaglio. Sì. Comunque, dico, con la macina a cilindri è un prodotto standard, Sì. proprio uguale in tutti i sensi, cioè non hai un prodotto che ha carattere da questo punto di vista. Con Sì. la macina a pietra magari, cioè anche che non è preciso, standard, tutte, diciamo, la farina ha tutto lo stesso spessore e, diciamo, queste, non so come dirtelo, ma molto standard. La macina a pietra magari può dare più carattere poi al prodotto finale, o C'è un sbaglio? termine che può sintetizzare Mhm. tutto quello che tu hai detto e ho chiesto, che è irregolarità. Io Nel mi sono senso complicato che la vita. Tu ti sei complicato la vita. E irregolarità te la spiego in due passaggi. Uno, perché la macina a pietra macina il chicco di frumento che diventa farina, e diciamo, lo spessore della farina, quindi la granulometria, è irregolare. Quindi c'è un prodotto artigianale da questo punto di vista. Irregolare dal secondo punto di vista oggi, anche se tra virgolette lo è e non lo è perché non c'è oggi una normativa di legge che regola le farine macinate a pietra, stranamente. Mhm. Quindi è come se fossero delle farine non regolamentate. Per cui l'antifrode ci dice che dobbiamo chiamarla sfarinato. In che Quindi senso? il termine legale giusto di utilizzo per questa tipologia di farina è sfarinato. Cioè, Ok. sarebbe la traduzione di farina macinata a pietra, però da un punto di vista di termine di legge andrebbe chiamato sfarinato Di grano. duro o tenero. Ok. Ma il Perché principio... c'è sempre quel problema che veniva considerata una farina non pulita. Oddio, questo non te lo so dire da questo punto di vista, però dal punto di vista legislativo l'antifrode vuole che venga chiamato così. Il prodotto viene macinato e ha una granulometria irregolare. Irregolare significa che rispetto alla macinazione a cilindri, dove ci sono due cilindri che spingono in questa maniera, dove il chicco cade al centro, nella macinazione a pietra esistono due pietre, una portante sotto e una rotante sopra, dove Sì. il chicco cade dalla parte superiore, dalla tramoggia, quindi cade al centro. Quindi poi che succede? Viene sfregato, viene macinato da queste due mole, che per cui una gira, l'altra sta ferma, ma poi ci sono delle scanalature che portano il prodotto all'esterno. Nel frattempo che gira, quindi che succede? Che questo prodotto cade all'esterno e poi viene convogliato, ok, diciamo in delle tubature, che poi o lo portano direttamente all'insacco. Nel caso di una macinazione a pietra proprio grezza, così per come se la si intende, oppure per come la facciamo noi, che viene setacciata attraverso dei moderni processi di abburattamento con un macchinario che si chiama plant cistern. Se poi uniamo al fatto che, a parte questo, utilizziamo le selezionatrice ottica per selezionare il grano prima che venga macinato, la prepulitura, le analisi da laboratorio e tutto quanto, tu capisci che alla fine quello che poteva non essere considerato salubre oggi lo è. Quindi Quindi è un mito da sfatare, possiamo quindi dire. la farina macinata a pietra oggi è un prodotto salubre, un prodotto sicuro, è un prodotto genuino, perché mantiene e conserva naturalmente il germe di grano. Certo. Cosa che tecnicamente la macinazione a cilindri non consente di mantenere, ma la nostra la mantiene ugualmente, perché essendo un mulino corto che ha 10 passaggi, abbiamo mantenuto le spuntatrici, che sono delle componenti nel laminatoio che tolgono il germe di grano, e siccome il germe di grano è la parte più grassa, oleosa del chicco, è quella che poi ti fa deteriorare più velocemente la farina. La nostra farina infatti non ha una shelf life di 2 anni, ma bensì di 6 mesi, proprio per questo motivo, perché mantiene tutti questi elementi all'interno della... Marco, diciamo, una shelf Bene. life? Puoi spiegarmi cosa significa? Shelf life è la data Ah. di scadenza, è la durata utile Sì. del prodotto prima che sia non utilizzabile più, non commestibile. Certo. Quindi, ad esempio, in uno yogurt, per dire, nel latte è chiaro. tassativa, perché tu sai bene che poi diventa acido. Quando riguarda la farina e la pasta è indicativa. Cioè puoi mangiare una Dipende farina, come è, se c'è diciamo, scritto che conservata. la farina è scaduta, che ti posso dire il 27 di febbraio, oggi siamo al 6 di marzo, la puoi utilizzare, non è che muori. O anche una pasta che è scaduta Certo. il 28 di febbraio, la puoi utilizzare oggi. Se tu avessi Perché dello è un yogurt prodotto in secco. frigorifero che è scaduto il 28, il 27 di febbraio, oggi tu lo puoi solamente buttare. Assolutamente. Quindi questa è la differenza. Ok, Inizio ok. molto tecnico in questa Esatto. puntata. No, è anche bello raccontarlo, no? Perché comunque ci sono tante curiosità che si hanno in questo mondo, specialmente magari per chi ci ascolta che non conosce. In primis sì, Però, ad esempio. ad esempio, Importante conoscere. io vorrei chiederti, Marco, principalmente il motivo per cui hai deciso di tornare alla macinatura a pietra, alla macina a pietra del grano.
Allora, innanzitutto perché Oltre qualcosina già abbiamo detto, perché comunque dici, come dici tu, ti mantieni il germe di grano, diverse proprietà organolettiche, sì. però c'è qualche altra No, motivazione allora, che ti ha spinto a più? parte il lato romantico delle cose, che è bello raccontarlo, non solo perché è uno storytelling, ma perché ci crediamo, quello che era fondamentale tornare alla macinazione a pietra era un ritorno all'antico per pensare al futuro, perché diversamente potevamo chiudere l'azienda, perché un'azienda che produce un'altamente energivora come il mulino, farina da frumento, se non raggiunge determinate dimensioni, quindi industriali, ha un livello di costi fissi talmente alto che non riesce a coprirlo, non riesce a coprirlo con i ricavi. E quindi un mulino di questo che non fa 3, 4, 5, 7 mila quintali al giorno di farina, ma ne fa ma al massimo 500, 600, ogni tanto ne può fare 200, talvolta il mulino può stare anche fermo. Invece per un mugnaio che porta avanti uno stabilimento molto grande, un'industria, il mulino fermo è una perdita importante e non lo può sentire fermo, cioè proprio gli viene l'ansia al mugnaio, mentre noi non abbiamo quest'ansia. Se un giorno il mulino deve stare fermo, può stare anche benissimo fermo, cioè l'idea è che il mulino deve produrre quando produce utile, cioè non deve per forza produrre perché deve coprire i costi fissi. Certo. Questo era il motivo per cui siamo passati alla macinazione a pietra, perché ci ha consentito, ecco, Anche più di Quando è stato questo passaggio? ma circa penso 25 anni fa, una cosa del Ah, genere, ok, sì. Ok, dunque da un bel po' di tempo già. Diversi anni, perché poi c'è stato il montaggio dei mulini, che poi sono dei mulini che poi sono stati trovati in giro, perché non esiste un mercato di prima mano per i mulini, o meglio esiste, acquistando dei mulini con delle immagini Salisburgo e quant'altro, ma sono delle pietre praticamente, diciamo, Sono particolari, immagino. queste sono particolari perché sono fatte con pietra francese La Ferté, che era la pietra che veniva ricavata da una cava che si chiamava La Ferté-sous-Jouarre vicino Parigi. E queste pietre per durezza e durabilità sono, diciamo, irripetibili, cioè quelle che sono state prese da quella cava, Sono con uniche. cui sono state fatte quei mulini, sono quelle, punto e basta, cioè è finito. Cioè, se ne sono state fatte 5.000, quelle 5.000 ci saranno o non ci sono, o ce n'è una parte, ma quello è. Mentre oggi si fanno pietre per mole, per mulini, da macina a pietra, diciamo ricostruite con una sorta di granito. Diciamo ci sono delle aziende nel nord Italia, a Salisburgo in Austria, che lo fanno, ma chiaramente parliamo di un prodotto totalmente diverso. Vedi, c'è un mondo dietro. Marco, scusami, ti interrompo. Io un po', diciamo, da questo punto di vista, poi mi era un pochino la fissa su tutto quello che racconti e sono molto curioso. E tu hai detto, principalmente, dice, abbiamo dei costi importanti, che sono quelli costi fissi. Un mulino che non produce a livello industriale è un costo Sì. non irrilevante. Ad oggi, ad esempio, il costo principale di un mulino qual è? Innanzitutto la manodopera, fondamentalmente, perché ha un costo importante, perché tu poi sai che il Sono costo tante della persone che manodopera- lavorano in azienda da voi? Ma siamo circa una quindicina, poi parla delle collaborazioni esterne in termini di marketing, in termini poi anche di, diciamo, Questi parliamo di persone agenti- proprio di della agenti. produzione. No, della produzione sì, una quindicina di Ok, persone, tra sì, amministrazione, sì, sì, sì. logistica, produzione in quanto tale, siamo sì, circa il Cavaliere. Poi abbiamo un altro impianto nella provincia di Enna, ad Assoro, che diciamo è adibito alla produzione del grano tenero, che sta partendo proprio adesso, perché il lavoro è stato molto laborioso, trasformarlo da grano duro a grano tenero. Assoro tra l'altro è in una zona molto importante perché era anche lì considerato il granio dei Romani, quindi c'è questa commissione di due province che sono Caltanissetta e Enna, che sono quelle più centrali della Sicilia, è importante nella produzione di grano, quindi l'investimento che abbiamo fatto è stato anche molto importante da un punto di vista non solo tecnico, perché il mulino è un bel mulino, ma è stato anche utile perché unisce due territori importanti, due province che producono grano, due sorelle che sono molto legate dalla produzione di questo cereale, e forse anche perché sono le due province, forse io oserei dire insieme a quella Agrigento un po' quelle più sfigatelle, nel senso che sono quelle un po' più arretrate Un po' rispetto alla Sicilia sottosviluppate. orientale, come Catania, come Palermo, come la provincia diciamo sud-orientale. Però sono due province molto belle, che hanno dei paesaggi stupendi e andrebbero valorizzati parecchio. Tornando al discorso che tu mi hai detto riguardo ai costi, la manodopera indubbiamente, perché ha una componente che è quella proprio del costo dello Sì. stipendio, ma poi c'è la parte di contribuzione che è
un altrettanto, ed è impegnativo chiaramente per l'azienda. I costi di energia elettrica che abbiamo abbattuto col montaggio di impianti fotovoltaici, che comunque c'è una grossissima mano. Sì. Quindi è anche sostenibile. Sì, e poi c'è la logistica che indubbiamente diciamo, è il packaging che è importante. Nel caso nostro è importante perché noi non utilizziamo solo semplici sacchetti di carta, o meglio, quello per il 25 kg, ma ad esempio il chilo, il 5 kg, noi abbiamo un sistema di confezionamento in atmosfera, quindi dove c'è una componente di azoto, poi c'è il sacchettino di plastica come primo imballo, poi c'è un cartone come secondo imballo, poi talvolta quando mandiamo il prodotto all'estero abbiamo un cartone proprio che come un cappuccio copre tutto, quindi abbiamo un primo imballo, un secondo imballo, un terzo imballo, più l'etichetta, cioè noi spendiamo C'è parecchio. un'attenzione, una cura anche al Quindi, packaging. Nemmeno un cavo della banca, diciamo. Cioè, nel senso, spendiamo parecchio, non è che il prodotto viene mandato così, Certo. anche perché Non viene valorizzato nella maniera corretta se viene mandato così. Allora, il packaging è una di quelle componenti che valorizza molto il prodotto. Oltre diciamo alla qualità del prodotto, la gente vede molto come il prodotto viene vestito oggi, e dipende in quali paesi tu lavori, questa componente viene molto più valorizzata rispetto ad altre. Sì. Però ad esempio ti dico che in Germania, malgrado noi utilizziamo un packaging con l'atmosfera e con un sacchettino di plastica, in Germania la plastica non viene vista molto molto bene, cioè la vogliono biodegradabile. Quindi ok. anche lì Vi siete adattati un po' alle normative degli stiamo altri studiando, ci sono delle aziende che danno una materia prima biodegradabile, però il tema è sempre quello: quando tu devi chiudere il pacco ci vuole sempre una componente plastica per chiuderlo bene, diversamente non si sigilla, poi fuoriesce il prodotto, quindi gli dai un Certo. prodotto che chiaramente è biodegradabile, ma poi se gli arriva sfaldato, gli arriva che fuoriesce la farina, alla fine Non ne vale non hai la risolto pena. nulla. Il gioco non Per vale cui la candela. sono diverse le variabili e le varianti che devi utilizzare quando vendi un prodotto. Secondo Devi considerare. te, mi dicevi che circa 25 anni fa c'è stato il passaggio Sì, sì. a questo mulino, no? La clientela, Sì. dopo 25 anni, è cambiata? Apprezza di più il prodotto oggi o ieri? Allora, è cambiato tantissimo perché è cambiato un mondo, poi soprattutto specie dopo questo periodo del Covid, dove le abitudini alimentari sono veramente mutate. È molto più attenta la clientela per le farine premium, quindi le farine soprattutto che riguardano i grani antichi o i blend di grani antichi, dove noi siamo molto specializzati perché facciamo tantissime farine, circa 140 tipologie di farine. La gente è molto più attenta e molto più informata. Sì. Ok? Sull'ambito che riguarda la pizzeria è cambiata la figura proprio del pizzaiolo, quindi ieri non era una figura altamente professionalizzante o comunque altamente specializzata, oggi molti di loro fanno dei corsi, si informano, cominciano a capire W, di P-L, di assorbimento, e poi c'è tutto il mondo dei social che gli ha riempito la testa e che chiaramente li porta alle stelle da questo punto di vista. E quindi vogliono anche esagerare col prodotto, vogliono portare il prodotto a altissime idratazioni, vogliono delle alte performance da portare sulla loro tavola, comunque sulla tavola diciamo una della loro cultura- pizzeria. C'è una cultura molto diversa. La cultura si è evoluta tantissimo, prima sulla pizza erano utilizzate delle farine diciamo con alte proteine, con una W importante, ma appunto, che poi potevano essere anche delle farine da panificazione, banalmente diciamo chiamate Manitoba oppure farine di forza. Oggi però invece il mondo è cambiato, ci sono decine e decine e decine di prodotti, molti sono sempre più specializzati, hanno capito che la strada è quella della specializzazione, della differenziazione, e quindi la gente si è adattata. Cioè, C'è comunque, solo più cultura praticamente. Assolutamente sì. Io ho una Sì. domanda che volevo farti, Marco, Diciamo, più perché cultura. diciamo, cioè, ci sono due lati della medaglia. Ovviamente. Cioè, piccola parentesi, c'è più cultura, sì, ma c'è pure un mondo di chiunque diventa professore. Possiamo dirlo? C'è un insieme di comportamenti che vengono spinti da una serie di varianti che sono una parte moda, una parte cultura. E quindi l'insieme di questo, dall'insieme di queste due variabili XY, c'è un risultato. Un'esplosione. Che sì, che non è sempre questo come dire, no? Il risultato, ma è un risultato che talvolta fa così, quindi altalenante. Altalenante. Per cui un prodotto che una volta magari è una moda, l'anno dopo non è più una moda, quindi se prima era qui, poi l'anno dopo è lì, Certo. e viceversa, capisci? Magari un prodotto che non veniva valorizzato, il grano tumminina, che non era un prodotto valorizzato, era un prodotto che prima era inutilizzato, ma quando noi abbiamo molito il primo chicco di tumminina, posso dire anche da chi e con chi, che è Giuseppe Di Rosi, che è il padre della tumminina in Sicilia, il primo chicco di
di grano Tumminì è venuto a morire nel mio mulino con la sua Subaru, aprendo il portellone posteriore, scendendo giù 4 sacchi di farina. La Tumminia era un grano che non veniva considerato buono, perché era un grano oscuro, perché era un grano trimestrale, perché era un grano diciamo di scarse qualità, e quindi veniva utilizzato nelle annate scarse e quindi nelle annate di magra. Ah, Infatti c'era un detto Ok. siciliano che diceva miglio niuro o pane che niura fame. Cioè meglio il pane nero Certo, che la meglio fame mangiare nera, che- perché era un grano utilizzato nei momenti di scarsità. sì. Certo. Di questa storia contadina della nostra Sicilia, quindi tanta roba. Cioè, di questa storia ne avete fatto tesoro praticamente. Ci siamo trovati in un posto che è la Sicilia, che secondo me è un posto fantastico, dove determinate cose, se le sai cogliere, veramente puoi Questo costruire tanto. hai preso un vantaggio dall'utilizzare questo grano? Hai colto un Ma la vantaggio? Tumminia, indubbiamente, oggi non sono solo io che molisce Tumminia o fa prodotti alla Tumminia, sono decine e decine di mulini siciliani che lo fanno, ed è giusto che lo facciano perché valorizzano il grano della propria terra. Sì, la Tumminia è il re dei grani antichi siciliani, che sono 52 e vengono custoditi tutti nella stazione di granicoltura di Caltagirò. Un grande lavoro che è stato fatto. Voi di grani antichi quali trattate? Tumminia, Per- Perciasacchi, Russello, Maiorca. Il senatore Cappelli non è proprio un grano antico, è un grano ibridato e quindi è definito tale, ma non è proprio un grano antico, ma esce diciamo, sotto il cappello dei grani antichi. Ha un mercato molto conosciuto che fuoriesce proprio fuori dalle origini siciliane, perché di fatto Sì. è un grano che è di origine tra la Lucania, Basilicata e Puglia, e quindi però poi è stato coltivato nel sud Italia, in tutte le regioni, dalla Sicilia alla Certo. Calabria alla Sardegna soprattutto. Però parliamo che la vostra, diciamo, produzione avviene tutta dalla Sicilia, no? Sì, i grani antichi tutti assolutamente. Poi immaginiamo anche il grano saraceno. Il grano saraceno è chiaro che non viene fatto in Sicilia, lo compriamo in Valtellina, ma a sua volta il grano saraceno non è della Valtellina ma è della Cina. Certo. Cioè, per dirti, nasce là. È un pseudo cereale. Poi se parliamo di farine fatti con grani italiani, acquistiamo anche grano in Toscana o in Emilia. Sì. Attenzione. Però la vostra produzione principale è grani antichi siciliani. Assolutamente, nel modo più assoluto. Poi è chiaro che è normale che se devi fare delle miscele di farine con alta forza, alta idratazione, è inutile dire delle cose che non sono. Devi ricorrere a dei frumenti che debbano poter venire dall'Europa o dall'ex Europa, dipende da quello che vuoi fare. È chiaro C'è uno che se studio tu vuoi tecnico pure andare dietro. e se tu vuoi praticamente fare un Gran Premio con una 500 non lo puoi fare. Assolutamente. Con la 500 noi ci facciamo il raduno della domenica degli appassionati, che sono un numero ristretto, ed è lì. Ma se devi fare il campionato di Formula 1 è chiaro che tu devi poter avere un grano con alte performance che chiaramente ti dia dei risultati che non ti può dare un grano antico. Il grano antico ha delle caratteristiche Certo. diverse in termini di quantità di glutine, perché ha tanto glutine, ma ha una qualità di glutine diversa, poiché il rapporto tra gliadina e glutenina è un rapporto sano, che però dà all'impasto una lavorabilità che non è quella che oggi le moderne tecniche di impasto chiedono, perché queste moderne tecniche di impasto o i moderni impasto chiedono molta idratazione, chiedono molta flessibilità nell'impasto, molta elasticità nell'impasto, e quindi è chiaro che da qui il Molino ha strutturato il suo reparto di ricerca e sviluppo attraverso Alessandro e Valeria, che lavorano in maniera alacre con delle miscele, con dei blend che uniscono il vero sapore del grano antico al tecnicismo del grano moderno. Certo, assolutamente. Io mi viene una curiosità, Marco, perché io non sono del settore Sì. e non ne capisco nulla, parliamo, diciamo, da questo punto di vista. Però ti volevo chiedere, a livello di quantità di produzione, se si può dare un cenno, e a livello di quantità di produzione c'è molta differenza tra una produzione industriale, diciamo, di massa e una produzione vostra che comunque ha, diciamo, certe caratteristiche, dunque c'è mantenere una certa qualità alla base. In termini di quantità. Ma in termini di quantità, certo, assolutamente, cioè la quantità è chiaro che deriva da due fattori fondamentali. Uno, dal grano che lavori, che deve essere reperibile sul mercato. Sì. I redditi siciliani ci sono finché comunque l'agricoltore c'è un'economia nel coltivarli, e hanno anche un costo diverso che è dovuto da diverse situazioni, che sono: uno, quello che hanno una resa
nettamente inferiore rispetto ai grani moderni. E quindi se un grano moderno oggi ti fa 40-50 quintali ettaro, 60 quintali ettaro, un grano antico te ne fa 15-16. Se poi ci aggiungi che viene fatto in Sicilia e quindi viene coltivato in Sicilia, quindi che è una terra generalmente collinare, e quindi il costo di una trebbia giornaliero è molto più alto, da lì capisci che un chilo di grano antico ti deve per forza costare in più. Se poi ci aggiungi che è biologico, perché noi i grani antichi li moriamo tutti in regime di biologico, è chiaro che tu capisci che il prezzo è differente, è diverso, e quindi conseguentemente la quantità è diversa, perché c'è essere un mercato che recepisce questo prodotto e lo acquista perché lo considera di qualità. Oggi la gente è molto più sensibile a questo, è chiaro che un prodotto che maggiormente viene richiesto sul mercato è un prodotto standard, non di grano antico e non biologico, quindi di grani moderni, non per forza italiani, anche se oggi comunque la tendenza è quella di chiedere materia prima italiana, ma comunque macinata a cilindri con molini ad alte performance, quindi ad alto regime di giri di macinazione. Certo. Marco, volevo chiederti una cosa. Personalmente io non so perché un grano viene definito biologico. Sì. Com'è questa denominazione? Grano, Come si fa? il grano è biologico quando non vengono utilizzati, diciamo, delle sostanze che sostanzialmente sono dei principi chimici, no? Che proteggono la pianta dagli insetti. Ok. Però è chiaro che questi sono figli dell'industria e quindi molti prodotti derivano dal petrolio, e quindi conseguentemente questi residui di sostanze rimangono alla pianta, che è una pianta di frumento, è una pianta che assorbe tanto dal terreno, e quindi poi finiscono sul chicco, e quindi finisce sulla farina. Ok, Il regime biologico invece è un regime dove non si usa nulla, ok? E tu come capisci che una distesa di frumento è stata trattata in regime del biologico? Quando tu non vedi quelle sorte di rotaie sui campi. Quando tu vedi quelle sorte di rotaie sui campi, vuol dire che si è passata praticamente del medicinale. Quando tu vedi questo, e quindi quando tu vedi delle piante talvolta gialline che fuoriescono qua e là, insomma delle piante estranee alla coltivazione del frumento, allora quello è diciamo del grano biologico, è un campo di grano biologico. Quando tu vedi un campo di grano che è invece tutto parizzo, diciamo in siciliano, e che ha queste striature come delle rotaie, allora lì è un grano non biologico. Assolutamente. Volevo fare un'altra domanda. Vai, Ricky. Stavi... No, Ok. assolutamente. Perché poi siamo talmente curiosi che certe volte poi uno sopra l'altro. Allora, No. Marco, volevo chiederti, da qui a 10 anni, come vedi il mercato dei grani biologici, dei grani antichi? Allora, dipende un po' molto anche da noi, e ti spiego il perché. Allora, il biologico indubbiamente oggi sta avendo una tendenza, una flessione in discesa. Questo Ok. è quello che vedo io fondamentalmente, ma non significa che morirà, perché magari come ogni cosa, diciamo, c'ha una curva di ascesa e poi di discesa. Non è detto che questa curva di ascesa e poi di discesa finisca che muoia, può anche darsi che si rinnovi, si rigeneri in maniera differente con l'incremento della coltivazione di altri prodotti, sempre del mondo dei grani antichi e o pseudotali, che possono magari, diciamo, rinvigorire l'interesse verso gli stessi. Poi molto dipende dalle aziende come sono in grado di rinnovarsi e quindi di parlare di biologico in maniera innovativa, perché magari la gente si è stancata di sentire parlare delle solite cose. Io vi faccio l'esempio del Camut, che era biologico ed è morto. Ah, Ma non solo è morto, era biologico, ma era anche una grande invenzione, perché una grande truffa che gli americani ci hanno insegnato. Siccome sono i principali esperti di marketing, ci hanno venduto il grano Camut come il miglior grano da utilizzare per malattie, intolleranze e quant'altro. E anche i medici lo prescrivevano. E vi dirò di più, che l'Italia era il principale mercato per loro. Adesso il Camut è morto. e meno male. Quindi questa storia deve insegnarci che nulla è per sempre, e anche le più grandi bufale alla fine finiscono. Se tu invece proponi sempre un prodotto vero, autentico, quel prodotto vero, autentico resterà sempre. Possono cambiare i volumi, possono cambiare le mode, può cambiare l'interesse, Certo. ma quel prodotto non morirà mai. Sì. Noi, Marco, abbiamo un pochino fatto un corso
abbiamo studiato un po' l'azienda. Mentre tu non c'eri, ne abbiamo approfittato un po' per chiedere qualcosina. E abbiamo, diciamo, io non lo sapevo, ho capito che avete ampliato la produzione, dunque non c'è solo grano, farina, ma altri prodotti che girano attorno alla materia prima. Sì, sì, sì. Vabbè, diciamo il nostro panino è stata la pasta, qua noi ci troviamo all'interno un po' di quello che è Grano in Pasta, che è il nostro pastificio ristorante. Oggi non è più un ristorante, ma sta diventando un'accademia e quindi questa Bello. è l'evoluzione che parla di formazione, quindi parla di un asset aziendale importante che unisce alla produzione delle farine anche la formazione di come le farine si utilizzano nelle varie sfaccettature. E poi la produzione di pasta è rimasta, c'è, perché comunque per noi la pasta è importante. Ricordo che la pasta è nata in Sicilia, è nata a Trabia, l'ha portata probabilmente Marco Polo dalla Cina, ma comunque nasce qui, perché prima quella pasta veniva fatta col riso, invece qui, essendoci la tradizione del grano, le stesse cose che Marco Polo ha visto in Cina sono state riprodotte quindi da un scrittore arabo, credo Aldrisi, a Trabia, e quindi è nata la pasta. E ne è nata in Sicilia, e quindi per noi la pasta, a parte essere un prodotto che mangiamo ogni giorno, è un prodotto che a noi interessava produrre non solo da grano duro, Sì. come semola moderno, ma anche attraverso l'uso dei grani antichi, e quindi era importante farlo, e lo facciamo Certo. sia in maniera secca, surgelata, che fresca. Mhm. Poi ci siamo divertiti un po' a fare anche altre cose. C'è stato un momento che abbiamo fatto dei biscotti, poi non li abbiamo fatti più, abbiamo fatto le cristine, abbiamo fatto il pane, e abbiamo fatto un liquore che poi di fatto nasce con una ricetta della nonna che lo faceva a casa. Questo liquore era un liquore distillato di frumento che veniva, diciamo, bevuto in occasione domenicale, ogni tanto sporadicamente. Poi Ti è venuta l'idea della tradizione avevamo questa vissuta? ricetta di famiglia, e poi durante diciamo un momento di riflessione, perché è nato l'e-commerce, che è poi un canale dell'azienda, durante il Covid, con l'incontro con una distilleria siciliana, abbiamo pensato di riprodurlo, di migliorare la ricetta, di standardizzare la ricetta e dare un nome a questo prodotto che si chiama Granamaro. Ah. E quindi oggi il Granamaro è un prodotto che è in un assortimento che deriva appunto dalla produzione del grano, ed è una sfumatura della lavorazione del grano Ricci. Parliamo da una materia prima che è il grano, da fare un prodotto che è essenzialmente solido, dunque sia pasta, pane, comunque farina che si usa per pizze, per dolci e quant'altro, a fare qualcosa che riguarda il beverage. Anche la birra facciamo noi, per dirti. La birra è dal grano, una birra Weiss, ne facciamo 5 tipologie, anzi 6, e la birra è di fatto lievito liquido. Esatto. Tu consideri. Sì. Cioè, quindi c'è gente che io ho bello visto come- utilizzare la birra negli impasti, Ah. perché gli dà il lievito. Cioè, perciò bello come avete ampliato Sì, la sì, catena di indubbiamente, produzione e indubbiamente. non soffermarsi su quello che è scontato. No, Che no, assolutamente. pensi, Molino Riggi, vabbè, fanno la farina, la pasta, invece c'è un mondo dietro. C'è un mondo che ha fatto un po' di esperienza, ha fatto un po' di fantasia, ha fatto un po' di voglia di differenziarsi, di essere diversi da quello che solitamente il mercato propone, perché oggi la volontà è quella di fare un qualcosa di diverso, di fare in modo che l'azienda possa prosperare nei prossimi 50 anni. Se i miei figli vorranno lavorare in azienda, potranno avere delle fiche da giocarsi, insomma degli assist che potranno, ecco, Sfruttare appieno, e quindi lavorare su diversi prodotti ci porta sicuramente ad essere molto più impegnati da questo punto di vista, però a essere anche più, come ti posso dire, Impegnati di nuovo. impegnati, ma anche a non annoiarsi, nel senso che alla fine abbiamo a che fare con diversi clienti, quindi il pizzaiolo, il panettiere, il ristoratore, il barman, l'e-commerce, la formazione, quindi adesso con la formazione si apre un capitolo che non è solo privato ma è anche pubblico, quindi con diversi attori, quindi per cui Per il mio penso che sia molto importante. sì, no, è formare molto, chi molto poi importante, utilizza è il vostro fondamentale, perché prodotto. alla fine sono le generazioni future che ti daranno poi no, il risultato negli anni a venire. Anche se Certo. Marco poco fa, parlando di ampliare ancora di più la linea di produzione, c'era qualcuno che è saltato in aria. Ma qualcuno salta l'aria perché giustamente è lavoro sul lavoro e che continua ad arrivare, che Però questa è una cosa aumenta il positiva carico. perché c'è tanta voglia di fare.
Ma sicuramente quello che ci ha Tanta sempre voglia di contraddistinto è sperimentare. stata la voglia di fare, non abbatterci mai, magari alcune volte non è semplice, ti viene quasi un po' la rabbia perché magari ad un problema si aggiunge un altro problema prima della soluzione dell'altro problema e quindi sono due problemi. Però ecco, Sì. diciamo che se non perdi mai la luce e l'obiettivo, alla fine riuscirai sempre, secondo me, a trovare la soluzione. A Questo è proposito di problemi, fondamentale. Marco, la più grande difficoltà che avete affrontato in azienda? Beh, la più grande difficoltà è stata affrontata in azienda è stata una crisi del 2012 dove l'azienda si è trovata proprio a un cambiamento epocale in cui il mercato era fatto per noi di quasi un monoprodotto che era la semola rimacinata, i nostri clienti erano solo i panettieri, per lo più siciliani e per lo più della provincia di Caltanissetta o di qualche altra provincia, insomma, siciliana potesse essere Catania, Siracusa, Palermo, eccetera. Quindi c'era un territorio ristretto, un prodotto molto poco diversificato, un prezzo di mercato abbastanza basso che cominciava a Mhm. soffrire oltremodo la concorrenza. Le banche che cominciavano una stretta del credito con Basilea 1 e Basilea 2, quindi l'azienda si è trovata al collasso per cui era quasi sull'orlo di chiudere. Allora abbiamo dovuto cominciare a pensare di dover cambiare perché diversamente o si cambiava o si chiudeva e quindi l'azienda lì è rinata ed è trasformata ed è quella che oggi è. E qual è stata la svolta? Volta è stata appunto la leva dei grani antichi, da una parte la macinazione a pietra, dall'altra il cambio di passo nel cominciare a considerare anche nuovi clienti più selezionati. I Ok. nostri sono clienti selezionatissimi. Noi abbiamo una clientela super selezionata, cioè noi siamo un'azienda che oggi ha il lusso di scegliersi i propri clienti. Con questo non voglio essere, come dire, non vorrei sembrare quasi Non è presunzione. presuntuoso, però è chiaro che chi utilizza la farina Riggi utilizza un prodotto di qualità, un prodotto selezionato, per cui fondamentalmente cioè, non miscela la nostra farina con altre 7 farine. Sì, Cioè, capito? Capisci? Quindi chi sì, sì, utilizza sì, Riggi, sì, sì, utilizza sì. Riggi. Sì, può avere un altro mulino, altri mulini perché c'è una storia dietro, un rapporto, però ci sono tanti panettieri che miscelavano 6, 7, 8 farine. Non esiste. Che tu misceli la nostra farina con altre 7 perché E qui torna la formazione, la giusto? formazione è fondamentale nel capire che se tu hai un problema nel tuo impasto, se il pane non ti viene bene e misceli 8 tipi di farine, non potrai dire che è la mia farina che non funziona. E come fai a dire che è la farina dell'altro che non funziona? Quindi a Certo. questo punto proprio deriva un cambio di passo, di mentalità, non solo nostra, ma anche di selezione del cliente, che se la pensa così Perché chi non è un cliente entra... rigidi, a parte che farà basso volume, poi in ogni caso, cioè, se mai ci sarà un problema, non ne riusciremo mai ad andare a capo. Quindi alla fine della fiera ci lasceremo comunque perché non riusciremo mai a trovare un'intesa non solo economica ma anche di qualità sul prodotto che Sì. comunque è per te importante, panettiere, ma io parlo dei panettieri, i pizzaioli generalmente non fanno questo tipo di lavoro di miscelare tantissimi prodotti, alcuni lo Mhm. fanno. Poi tra tutti Però, sicuramente il certo, pasticcere è l'alchimista per eccellenza perché è quello che ti pesa pure il grammo di zucchero, per cui il pasticcere non certo. si mette lì a miscelare 4 farine, 5 farine, il pasticcere ha delle dosi che sono come un farmacista, sono quelle. Mhm. Mhm. Quindi Chi cambia. entra come cliente da voi accoglie un progetto, Noi una sì, mentalità. noi lavoriamo sul progetto di fare in modo che il prodotto nostro sia un prodotto che possa contribuire alla qualità del prodotto finale. È quello il nostro progetto, cioè chi sceglie la farina Riggi deve scegliere un prodotto che deve contribuire alla qualità del proprio prodotto finale, deve essere un valore aggiunto, deve essere un plus. Certo, E quindi certo. per poter garantire, come posso dire, una migliore redistribuzione della catena del Sì, valore, del reddito anche all'agricoltura e quindi pagare un chicco di grano anche qualcosa in più all'agricoltore, dobbiamo poter vendere la farina qualcosa in più degli altri. certo. È la differenza che sta proprio tra prezzo e valore di un prodotto. Una cosa è Sì, il prezzo, una cosa è il valore. sì, Sono due cose assolutamente. completamente differenti. Assolutamente. Molti si basano sul prezzo, ma chi sa vendere il prodotto lo vende perché ha valore e quindi lo Bellissima vende questa dando il cosa. giusto prezzo. Bellissimo.
Bellissimo, proprio una lezione di economia Sì, abbiamo fatto. è vero. E con Marco stiamo facendo storia, economia e poi vabbè la parte tecnica che riguarda il suo lavoro. Sì, sì, è un insieme di tante Ora ti cose. interrogo Marco, ora ti interrogo. Sì. Ora parliamo un po' di prospettive. Sì. Da qua a 20 anni, come vorresti che fosse l'azienda? L'azienda o io? Vabbè, tu magari Se mi parli di me, immaginiamo... io vorrei stare su una barca a pescare tutto il giorno con i miei figli o anche solo e non pensare a niente. Che fra 20 anni ne ho 63, quindi Ah, hai 43 anni, sì, me ne complimenti. starei tranquillamente a mare perché mi piace il mare tantissimo. L'azienda, spero che l'azienda possa essere un'azienda che possa essere traghettata qui a 20 anni in maniera moderna, in un mercato che la valorizzi perché l'azienda è stata capace di produrre prodotti di qualità e al passo con lo stesso mercato, con prodotti innovativi. Poi chissà che nell'evoluzione dei tempi io non penso che l'azienda fra 20 anni non produrrà più farina perché è un mulino, però ci sono aziende nei casi aziendali che io ho affrontato, come non lo so, ti parlo io, Nokia, che per chi ha studiato dei case history importanti, cioè Nokia, a parte che era quasi fallita, poi il marchio esiste ancora, ma ormai in maniera quasi latente, cioè non nasceva come produttore di cellulari, ma nasceva come produttore di carta. Quindi l'evoluzione dei tempi, magari non in 20 anni, ma in tanti anni, in quel caso lì forse più di 100 anni, ti può portare a non pensare a quello che forse farai effettivamente nel futuro in maniera proprio chiara. Quindi quello che ti dico è che vorrei comunque un'azienda che sia un'azienda proiettata sul futuro, che sia un'azienda moderna, che sia un'azienda che abbia un'attenzione per i propri collaboratori, un'azienda che sia modernamente intesa perché abbia dei prodotti innovativi e che possa vendere in tutto il mondo, quello indubbiamente sì. Poi Oggi è quali chiaro sono i vostri mercati? Marco, scusami se ti interrompo. l'Italia, quindi con la Sicilia, la Lombardia e il Veneto in primis, il mercato napoletano con la pizza, parecchio, siamo l'unico mulino siciliano che vende farina per pizza a Napoli. Poi abbiamo un'azienda in Spagna che vende le proprie farine lì, la Francia a macchia di leopardo, la Germania a macchia di leopardo, l'Inghilterra qualcosa, Beh, gli già- Stati Uniti qualcosina, abbiamo fatto in passato qualcosa ad Hong Kong, gli Emirati Arabi, poi vedo grandissima potenzialità in un mercato russo se lo scenario geopolitico diciamo, non muterà in maniera ulteriore modo Certo, negativa, ma certo. anzi si migliora, quindi aprendo Speriamo. queste barriere che si sono create ultimamente. E poi India e Cina perché sono grandissimi paesi con grandissima popolazione, più di 1 miliardo per entrambi, 1 miliardo la Cina e 1 miliardo e 150 forse l'India, forse ora sono di più. All'epoca quando andai in India, che ho studiato lì, una parte dei miei studi l'ho fatti lì, era già un paese enorme, ora è cresciuto ulteriormente, quindi credo che siano dei mercati Nuovi. estremamente importanti. Poi c'è tutto il Sud America che secondo me rappresenta una grande opportunità. È una visione globale, diciamo da questo punto di vista. Beh, devi pensare locale ma operare globale. Questa è la visione oggi secondo me di un moderno imprenditore. Sì, Ecco. sì. Citazione da mettere. Ora me la scrivo nella cameretta. Non l'ho sta scritta citazione. io. No, me la metto... L'ho letta ma cerco semplicemente di metterla in pratica. Hai cominciato ad esportare in tutti questi paesi prima del Covid o dopo il Covid con la nascita dell'e-commerce? No, l'e-commerce ha oggi una valenza prettamente nazionale. Ok. Vendiamo poco fuori ci sono delle richieste spot, quindi già si vendeva qualcosa prima. Oggi, a prescindere dal Covid, con l'ingresso dell'azienda in maniera massiva sul mondo pizza, c'è più richiesta all'estero, perché oggi, se parliamo e continuiamo a parlare di farina, è il mondo pizza che traina la farina di un mulino, perché la pizza è un prodotto globale, mentre il pane è un prodotto locale. Devi pensare che il pane varia di varietà a varietà, già in Sicilia da provincia a provincia, Certo, poi da regione a regione in Italia, quindi pensa un po' in Spagna, in Francia, Certo, come assolutamente. varia. Poi tra l'altro la Germania e la Francia ad esempio hanno una grande tradizione di pane,
e quindi lavorano con i mulini locali. In Germania molti pani scuri, in Francia Sì, la baguette, in Spagna oltre i mulini si stanno sviluppando, stanno facendo un buon lavoro, devo dirti. Negli Stati Uniti esistono grandissimi mulini, ma da un punto di vista di marketing, da un punto di vista di comunicazione, oggi la gente richiede nel mondo pizza farine italiane, comunque farine molite in Italia, Sì. ok? Poi nel mondo pane ci possiamo divertire con i grani C'è una antichi, cultura anche forse un all'estero, po' più, diciamo, già ogni paese aveva la sua cultura sul pane, può darsi. indubbiamente sì. Dunque, però sulla pizza è un mondo un po' più italiano, cioè dunque è stata È importata un mondo dall'Italia. italiano perché la pizza è un prodotto italiano, assolutamente. Esatto. Poi anche la pasta è un prodotto italiano. La pasta indubbiamente è anche un prodotto importante, sia la secca che diciamo, fresca. la fresca, la surgelata, perché comunque ti garantisce l'opportunità di poter trasportare un prodotto seppur con costi alti, però con una shelf life lunga. Mentre la fresca ha una shelf life corta o cortissima, perché la fresca non pastorizzata ha 5 giorni di scadenza, la fresca pastorizzata ne ha 30-45, comunque è limitato. La secca ha 2 anni di scadenza. Certo. Però nei ristoranti di grandissima qualità molti preferiscono la fresca. Certo. La Vi siete secca adattati- viene anche utilizzata per alcune preparazioni. Assolutamente, quindi la pasta è anche un prodotto globale Assolutamente, fondamentalmente. assolutamente. Però nella pasta, diciamo, l'estro sta nel condimento, nella preparazione del condimento e poi nella preparazione del piatto. L'utilizzo della farina è molto più complesso perché per cambiare farina un pizzaiolo o un panettiere ce ne mettono. Cioè non è facile perché ci sono delle variabili enormi sul cambiamento di una farina. L'abitudine, diciamo l'attaccamento a un marchio, la lavorabilità, il colore del sacco, i rapporti che si creano con il mugnaio perché sono rapporti ultratrentennali e tante Una volta cose. sentivo una frase, Marco, che per un pizzaiolo la farina è il secondo amore. Ma forse per Forse alcuni il anche il primo. primo. Forse fanno più in fretta a cambiare la moglie che non la farina. Vedi, Questa se la vuoi tagliare, la puoi tagliare, però. No, questa la teniamo. Questo l'intro diventa, che fa scherzo. No, comunque No, molto è bello. difficile, però ci stiamo riuscendo perché abbiamo delle leve, dei punti di forza. Fortunatamente la Ligia ha dei punti di forza importanti, ha uno storytelling molto importante, poi parla di territorio, e quindi unendo la forza degli antichi del territorio, pur sapendo produrre magari farina allo stesso modo rispetto ad altri, a livello proprio di tecnica di molitura o di sapienza di miscelazione italiani, ma essendo nati qui e vivendo in un territorio come la Sicilia e molendo il prodotto in Sicilia, abbiamo dei punti di forza superiori ad altri. Noi, Marco, ti abbiamo detto che non abbiamo una scaletta di domande, però c'è una domanda che noi facciamo sempre a ogni ospite, Sì, che è una domanda che ci incuriosisce perché ogni ospite poi c'ha il suo punto di vista, Sì. giusto? Però te la deve fare Riccardo. sì. È da contratto. Da contratto te la deve fare Riccardo. Allora, la domanda è: se tu potessi parlare con il Marco che ha appena cominciato questo percorso, Sì. cosa gli diresti? Si attende a fare tante scelte, sicuramente, perché le scelte derivano molto da come tu vedi l'evoluzione del mercato, però poi molto spesso, siccome tutti facciamo degli errori e capiamo poi gli errori solo dopo, quando ne piangiamo le conseguenze. Quindi Certo. l'esperienza nel tempo ti cerca di far capire che devi prendere le decisioni in maniera calma e capendo un po' anche i momenti. Ci sono momenti in cui non bisogna prendere decisioni, ma bisogna pensare, momenti in cui bisogna agire velocemente e comunque cercare di fare sempre il passo non più lungo della gamba. Questo è fondamentale, ma non solo per Marco, ma per tutti gli imprenditori che si affacciano ad un business nella propria vita. Questo è quello che io direi al Marco, ma non perché il Marco ha sbagliato, perché Marco ha messo giudizio e ha capito come dovevano essere gestite determinate cose, magari solo dopo averle fatte. Certo. Chiaro. Certo. E invece Marco, tu da imprenditore e titolare di un'azienda, un consiglio che daresti a un ragazzo che vuole inseguire un sogno, vuole aprire una sua azienda, vuole portare avanti un'attività o un progetto?
cosa gli diresti? Ma di essere perseverante, perché la perseveranza e la costanza è sempre quella che oggi ti dà la forza per andare avanti, perché la costanza e la perseveranza dipende dalla motivazione. Tu sei motivato quando credi che il tuo progetto sia un progetto vincente, però non sempre i tempi sono brevi. Però se tu credi che quella cosa è vincente, allora devi perseverare nel raggiungere l'obiettivo. Se tu ti stanchi subito, allora quello non è un obiettivo che tu pensavi potesse essere vincente. Quindi quello che io dico è perseverare e crederci e non stancarsi. Poi è chiaro che ogni cosa ha un tempo. Ogni cosa ha un tempo e quindi tutto non si può stare tutta la vita a aspettare, non si può stare tutta la vita a pensare che quella cosa sia vincente e poi il risultato non Certo, arriva. perché magari Bisogna darsi dei tempi. si arriva alle prime difficoltà Bisogna e darsi dei si tempi. molla. Invece, forse è proprio lì che tu nelle difficoltà impari. Bisogna darsi dei tempi, bisogna darsi sicuramente degli obiettivi e dopodiché aspettare che i tempi siano maturi per raccogliere i frutti. Certo, no, assolutamente, assolutamente. Piuttosto, Marco, ti volevo chiedere, no, chiedere, ho notato un po' che anche voi seguite i vostri clienti, no? Fate anche da rappresentanza. Mi raccontavi Sì, quando siamo incontrati la prima volta che eravate presenti anche, ne so, a Sanremo, no? sì, sì, Cioè, sì. Siamo stati presenti a secon- Sanremo adesso. Sì. Esatto, dico, secondo te è molto importante questa parte di rappresentanza? Quale esperienza avete fatto da questo punto di vista? Ma allora, questa è una parte di, diciamo, più che rappresentanza, è una parte di comunicazione legata a oggi come l'azienda si pone in chiave moderna. Cioè, nel senso, oggi sì, siamo mugnai che produciamo farina, ma lo facciamo anche curando le relazioni fuori dall'azienda o fuori dalla propria città, legandoci ad eventi di interesse nazionale. Sì. Di questo è importante perché crei molte più relazioni in eventi di questo tipo che magari non hanno di fiere. Mhm. Perché in fiera sì, stai lì, aspetti che passa qualcuno nuovo, ti prendi appuntamenti con Invece qualcuno no. vecchio, lì invece tutto è trainato non solo dalla, come ti posso dire, dall'interesse sul prodotto vero e proprio, ma comunque da come tu presenti il prodotto, da quello che sai creare, da dei contest che noi facciamo, dove i nostri clienti presentano il loro prodotto, dove non per forza devono essere messi in competizione, ma semplicemente si fanno comprendere, si fanno conoscere per quello che sono in grado di fare con il nostro prodotto, cosa che non puoi fare in una fiera, cosa che non puoi fare in azienda. Quindi questi momenti sono importanti per questo, perché è un nuovo modo di interpretare l'azienda e l'uso del nostro prodotto. Certo, assolutamente, assolutamente. Molto è importante questa cosa, secondo me, Sì, perché comunque, nel senso, dai pure l'impressione di un'azienda, come hai detto tu, moderna, che è anche vicina al consumatore finale, al certo, cliente, assolutamente, è che fondamentale. giustamente voi producendo farina potete stare dietro le quinte e poi c'è comunque chi si interfaccia col cliente che è chi poi fa la trasformazione. Assolutamente. Invece voi, ovviamente, oltre con la linea di amari e birre, comunque che diciamo portate direttamente alla tavola, non c'è comunque una trasformazione, siete presenti facendo un punto di riferimento. Cioè, Esatto. uno pensa, vabbè, guarda, in quel locale si usa la farina Riggi. Ah, guarda che io farina Riggi ho visto direttamente chi la produce. Penso che sia Ah, beh, è un fondamentale. Il fatto di avere passaggio. un mulino che abbia delle porte aperte a chi lo vuole venire a visitare è fondamentale. Cioè, il nostro mulino è sempre aperto. Chi vuole venire nel nostro mulino Possiamo dirlo agli amici di Fort può Talks. sempre venire a visitare in qualsiasi momento perché comunque siamo aperti alle visite. Vengono turisti stranieri, vengono clienti, vengono persone a visitare, a capire il processo perché nell'immaginario collettivo un mulino è per alcuni il mulino a vento, per Mhm. altri è quello di Antonio Banderas e la pubblicità di Barilla, che poi non è altro che una macina per macinare le olive. Ah, E perfetto. quindi purtroppo se tu non vai a conoscere le cose, Esclusiva. la gente non le comprende. Il problema è questo, che molto spesso la comunicazione induce a sbagliare il consumatore. Certo. Sì, sì, E invece assolutamente. noi, che dobbiamo far capire il nostro prodotto in maniera reale, dobbiamo farglielo vedere come si produce dal vivo. Perfetto, Marco. Intanto vogliamo ringraziarti Grazie a voi. Grazie mille, diciamo, Marco. per averci trasmesso parte della tua esperienza, per averci presentato la tua azienda, che comunque è una realtà del centro Sicilia che dà veramente grandi possibilità comunque Sì, a sì, chi si sì, trova sì, sì, qui. sì, no. Noi solitamente proponiamo anche un secondo episodio agli amici di For Talks. Ok. Comunque, magari come secondo episodio
Andiamo al mare a pescare. No, vabbè. No, vabbè, si Facciamo può una fare. visita del mulino, perché sennò siamo veramente Oppure ti curiosi. porto sui campi di grano quando dobbiamo andare a Esatto. raccogliere il grano quest'estate, quando ci sarà la nuova raccolta. Quello Esatto. potrebbe essere un'occasione per stare di nuovo assieme e capire da dove arriva la materia prima, Bellissimo. e poi facciamo la Ci terza sto. puntata dentro il mulino dove ti Ci faccio sto. fare il mugnaio e mi inzacchi la farina. Ci sto. Va bene. A Ti te fidi di poi, me? Va poi bene. ti faccio scaricare la farina. Poi. Va bene. E io sono il più giovane, devo per forza. Il lavoro duro lo fa Riccardo. Lo faccio io. Bellissimo, Va va bene. bene. Amici di For Talks, mettete mi piace. Lasciateci un commento dicendo anche voi cosa vi potrebbe interessare dell'azienda Mulino Riggi, cosa vorreste conoscere. E ci vediamo in un prossimo episodio. Grazie, Marco. Grazie, Grazie grazie, mille. grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie, È stato grazie. un piacere. Grazie.